Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Il gran giorno del concorso Voci Nuove di Festival Show è finalmente arrivato. I ragazzi, già dalla mattina, hanno partecipato allo stage conclusivo delle selezioni, dove hanno incontrato parte della commissione artistica che ha poi giudicato i giovani nel pomeriggio in piazza Montagnana. Quindi tutti all'Arena Martinelli Pertile per porre domande e dubbi ad Adriano Pennino e a Mara Maionchi, attesa ospite della giornata. La musica è la colonna sonora della nostra vita, per cui ci ha accompagnato e accompagnato i nostri genitori, accompagnerà i nostri figli nella loro vita. Non c'è dubbio che la musica è importante, però poterla frequentare in maniera personale bisogna avere particolari requisiti perché gli altri ti ascoltino. Per cui secondo me è importante amare la musica, frequentarla, ma poi decidere se sei in grado di essere un artista o solo un ascoltatore. Tra le persone che conosceremo oggi magari ci sarà qualche persona che avrà un futuro nel mondo della musica. Che consiglio gli daresti? Sicuramente qualcuno può esserci che avrà un futuro facendo il mestiere dell'autore o del cantante, questo è possibile. Il consiglio è quello di essere molto corretti nel proprio giudizio. Il primo a sapere se è un artista forte o no è l'artista stesso. Guarda, io non la consapevolezza di sapere, di conoscere la propria forza, ce l'hanno anche le persone che ce l'hanno. Se invece vedi che la tua possibilità, il tuo dono è relativo, vivere la musica con tranquillità, frequentando gli altri e sapendo che il tuo dono era relativo. Ma non c'è nulla di male, non è una perdita, non è un fatto, è che ognuno, io per esempio mi piacerebbe da matti aver fatto l'avvocato, ma invece siccome non avevo voglia di studiare non ho fatto l'avvocato, ho fatto un altro mestiere. Però in questo mestiere ci ho messo tanta passione e ho fatto veramente tanta fatica e mi auguro che quelli che lo vogliono fare onestamente devono sapere queste cose. Durante la mattinata si sono esibiti alcuni ospiti dalle trasmissioni televisive Io Canto e Ti lascio una canzone, che hanno saputo stupire ed incantare i presenti. Per concludere la mattinata, infine, i ragazzi, diretti da Michele Pecora, hanno intonato tutti insieme l'inno di Mameli. Nel pomeriggio, in piazza Vittorio Emanuele II, sono stati chiamati uno a uno sul palco i 40 semifinalisti, che si sono esibiti davanti a centinaia di persone accorse per l'evento. La giuria, composta da Mara Maionchi, Adriano Pennino, Vittorio Costa, Alberto Salerno, Michele Pecora, Franco Zanetti e Valentina Gautier, ha valutato i giovani scegliendo i 12 più meritevoli, anche se la sfida è stata ardua. Il livello era alto e mi è dispiaciuto che delle persone sono rimaste dei giovani, comunque con dei pezzi, con una professionalità bella, insomma. Mi è dispiaciuto sta cosa. Sono convinto che le persone che abbiamo scelto sono state scelte con una grande onestà morale, da persone competenti e che sulle persone scelte c'è stata un'uniformità di intenti. Presenti sul palco anche il sindaco Giuseppe Mossa e l'assessore Loredana Borghesano. Non sono mancate ovviamente le esibizioni di vecchie conoscenze e giovani ospiti del Festival Show. Io ho vinto l'edizione del 2008 nel concorso dei giovani, l'anno scorso ho cantato la sigla ufficiale e ce la metto sempre tutta, è un percorso continuo, quindi spero di farcela prima o poi, no? Chi la dura la vince, si dice. Con la musica riesco ad esprimermi, ad esprimere le mie emozioni e ogni volta che canto è sempre un'emozione grandissima. Però anche se io canto, vado a fare delle serate, però vado sempre a scuola e quello che non riesco a fare recupero e così. E così, fra sfilate di moda e gag dei giovani presentatori, si è arrivati alla proclamazione dei 12 vincitori che accederanno al tour estivo di Radio Bella e Monella. Testarde, Diego Carè, Jacqueline Branciforte, Stefano Gelmini, Monia Buttinelli, Verseta, For Sound,
Sonia Addario, Banda Addati, Urban Legends, Il peccato di Eva e Silvia Pirani. In 40 si sono esibiti sul palco allestito in piazza, davanti al Duomo, ma solo 12 ce l'hanno fatta. E per chi ce l'ha fatta, l'emozione è grande. E adesso c'è da divertirsi. Finalmente abbiamo palchi, possiamo fare le nostre canzoni, non dobbiamo fare, insomma, piano bar. Dai, facciamo musica rock e a noi piace. Finché ce lo permettono noi non rallentiamo, siamo in corsa adesso. Siamo ancora in fase da recupero. Siamo felici soprattutto per le nostre famiglie, perché ci vuole bene, perché ci crede, ci ha sostenuto fino alla fine. Già arrivare qui c'è un sogno, quindi va bene così. E comunque vada, sarà un successo! Per chi è stato escluso oggi, però, grazie all'Arena dei Talenti, i giochi non sono ancora finiti. Non bisogna arrendersi mai perché la musica vive nell'aria. Un'edizione di alto livello per gli organizzatori. Ho intravisto un paio di proposte interessanti, non le dirò mai per rispetto degli altri, insomma, però veramente stanno un paio di artisti che sono veramente degni di osservazione, insomma, questo volevo dire. Non era mai successo che al primo istante nascessero subito degli interessi su un giovane. Questa volta ci sono e questo è importante. Oltretutto, sai, abbiamo anche creato una giuria di una certa importanza, con personaggi che contano oggi nel mondo della musica e che hanno capacità e che sono veramente competenti. Abbiamo avuto qualcuno che ha fatto Amici, qualcun altro che ha fatto X Factor, insomma personaggi, addirittura abbiamo avuto una signora che è arrivata dal Canada per fare il nostro concorso. Questo vuol dire che noi siamo presenti sia nel mondo reale ma anche nel mondo virtuale, cioè che stiamo funzionando anche su Facebook, stiamo funzionando anche su internet e quindi riusciamo a contattare un po' tutto il mondo. Si chiude così anche la 12ª edizione delle selezioni nazionali di Festival Show, per il secondo anno consecutivo organizzata a Montagnana. Io ho visto questa città e sono rimasta a bocca aperta, cioè veramente sembra un teatro aperto, così. Non avrei mai immaginato che questo paese fosse così bello finché non ci sono venuta l'anno scorso. Speriamo che Montagnana sia l'inizio di un lungo futuro, che diventi sempre più una città per cantare, che cresca sempre di più questo concorso e questo momento abbastanza importante, che i ragazzi possano venire a Montagnana tranquillamente senza spendere molti soldi, perché questo è un fatto importante, che possono trovare qui momenti di vita sincera, vera, poter fare musica con tutta tranquillità, insomma. Non c'è due senza tre, quindi l'anno prossimo Ci rivedremo. Agli artisti ora non resta che godersi il meritato relax prima di partire per il lungo viaggio del Festival Show 2011.